Buongiorno, come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Questo venerdì difficile, venerdì di fine gennaio 2020, ci sono tante notizie, il coronavirus che è arrivato in Italia, la Brexit, però noi vogliamo parlare della città del Santo, della città di Padova. Ci chiediamo Padova cosa deve cambiare per migliorare, e questo è l'inizio di una serie di appuntamenti che avremo con i rappresentanti delle amministrazioni delle principali province del Veneto. E allora ho il piacere di avere in studio con noi Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova, benvenuto. Buongiorno, grazie. E il piacere di avere in studio con noi Giulio Muratore, Habitus Progetto Città. Grazie Giusto? a voi, buona Architetto giornata. Comunque, ecco, perché poi non si tolgano poi i titoli. No. Allora, questa città del Santo, questa città di Padova, è una città che si presta poi fra un po' a diventare capitale europea del volontariato, ma una città davvero anche molto impegnativa, dove sono successe tante cose nel corso dei secoli, nella storia recente, e che è comunque una città difficile da amministrare, perché poi nella memoria collettiva i padovani quando sbagli ti puniscono, sono anche un po' punitivi, giusto Lorenzo? Allora amministrarla o comunque gestirla è complicata. Ma credo che sia complicata quanto tutte le città che hanno delle complessità e un tessuto sociale ed economico articolato come quello di Padova, che io credo che sia il valore anche della città. Per cui è chiaro che stiamo vivendo un periodo di trasformazione profonda. La nostra economia si sta trasformando, ma si stanno trasformando anche le relazioni sociali tra le persone in maniera molto profonda. Anche la demografia si sta modificando, per cui è proprio un tessuto che cambia e che va accompagnato possibilmente riuscendo a guardare a lungo termine, perché i bisogni che avremo tra 10 anni sono molto diversi dai bisogni che abbiamo oggi. E questo tema per chi amministra è un tema importante, perché vuol dire portare delle modifiche al tessuto urbano che non sono immediatamente percepibili, ma sono assolutamente indispensabili nel medio-lungo termine. Allora, lei punta e tocca un nodo che riguarda poi tutte le città del Veneto, ma comunque tutte le città d'Italia, il fatto che la popolazione ad esempio sta invecchiando, e mi ricordo di esserci trovata in una conferenza comune con ad esempio l'architetto, c'erano dati interessanti sul fatto che il 30% delle famiglie padovane sono mononucleari, cioè hanno una sola persona e anche di una certa età. Qui c'è proprio il problema delle città che invecchiano, correlate al fatto dei bisogni del welfare sociale e anche al fatto della sicurezza, perché emerge sempre. Poi negli ultimi giorni è stata abbastanza interessante la questione di sicurezza in città. Quindi lei dice dobbiamo fare una progettazione, una programmazione. Ma assolutamente, questo è molto difficile. Le faccio un esempio. Noi dovremo chiudere delle scuole nei prossimi anni, perché non abbiamo un numero sufficiente di studenti, a iniziare dalle scuole primarie e successivamente verso le secondarie, per tenere le scuole che abbiamo. Questo vuol dire dare un servizio molto minore alla popolazione, perché ci sono interi quartieri che, non avendo un numero sufficiente di bambini, non giustificano la tenuta di una scuola. E questa è una cosa che non si è mai fatta prima nelle nostre città, nel senso che dal dopoguerra c'è sempre stata una crescita della popolazione e quindi una crescita dei servizi. Dobbiamo invece contrarre in parte i servizi, ma per darne di diversi. Pensiamo al numero di persone non autosufficienti che ci sono nel centro storico di Padova, che sono in continuo aumento perché l'età media della popolazione cresce. E non abbiamo servizi a sufficienza per la popolazione non autosufficiente, quando invece abbiamo un esubero di servizi scolastici. Allora trasformare questo richiede una grande forza amministrativa, perché ci accorgiamo... Dice, forza, coraggio, anche andare un po' Forza, coraggio, chiudere una scuola, cioè io non vorrei mai dover andare in un quartiere e dire cari signori, benvenuti, buonasera, dobbiamo chiudere la scuola. È una cosa che un amministratore credo non vorrebbe mai fare, ma realisticamente lo dovremo fare nei prossimi anni, e questa è una cosa che richiede coraggio. E quindi bisogna anche politico. pensare al dopo, cioè come trasformare poi quell'edificio scolastico, perché ad esempio anche quella è una cosa sulla quale, no, perché so che lei sta molto a cuore la rigenerazione urbana, quindi insomma anche questo. Ma questo è un altro tema che è legato all'uso degli spazi con nuovi edifici, che in qualche maniera ci lascia invece degli edifici non utilizzati che diventano un peso per la città, e quindi dobbiamo avere la capacità di pensare come utilizzare gli spazi che oggi non ci servono più. Pensate ai cinema.
I cinema per Padova sono una forte sfida, nel senso che se 30 anni fa si andava al cinema in centro storico, oggi i cinema hanno tutte delle caratteristiche diverse. Però anche qui, vede Lorenzo, io guardo poi a quello che succede negli Stati Uniti, che poi è una grande onda lunga su quello che succede poi nel sociale in alcuni ambiti. Non so, c'era stata la grande diffusione delle videoteche, poi con le pay TV abbiamo visto il fallimento. Adesso sembra che i grandi cinema multisale negli Stati Uniti non funzionano più, si sia ritornati al cinema di quartiere. Allora bisogna anche essere elastici a guardare cosa succede fuori dalla propria città, mettere il naso magari e vedere. No, questo assolutamente, però penso ai cinema padovani, molti dei quali hanno dei vincoli della sovrintendenza talmente forti, addirittura le sedute sono vincolate, e io capisco, diventa molto difficile trovare una nuova vita a questo tipo di immobili. Ma ho fatto l'esempio dei cinema, ma possiamo farne molti altri. Penso per esempio a tutti i cinema parrocchiali, che sono veramente tanti, e spazi di grandi dimensioni, che è difficile ritornino ad essere il cinema d'essè, dove invece vedo una nuova primavera per questo tipo di esperienza. Il cenare insieme con gli amici e vedere il film è una cosa bella, magari con qualcosa di un po' ricercato sul piatto, può diventare un elemento importante, però non penso che tutti i cinema parrocchiali che abbiamo a Padova, ad esempio, possano trasformarsi in cose non di questo possono diventare tipo. un co-housing del cinema, non si può fare. No, diventa molto questo è complesso. importante. 049 49 06 054, che siate o no di Padova, cosa pensate sulle città, come stanno cambiando le vostre città, che sensazioni avete? Ad esempio Padova sicuramente è una città, come avete sentito dal vice sindaco, che deve guardare oltre, al di là del colore politico, deve fare una programmazione seria di gestione del patrimonio, ovviamente degli edifici, ma anche della situazione sociale. Senta, architetto Muratori, è chiaro che fare una programmazione è una cosa molto complicata. Già sta cosa dell'ospedale, della prima pietra e quanto siamo andati avanti, e questo è il nuovo sul vecchio, è il nuovo ospedale, che ancora non abbiamo capito poi cosa succede, e la gente fa fatica. Lei che è un architetto ci può dare qualche illuminazione, perché da qui, io posso dico, non voglio andare tanto avanti, facciamo da qui a 10 anni. Posso esprimere il mio pensiero in maniera molto semplicistica. Noi abbiamo, l'ha già lamentato il nostro vice sindaco, problemi che cambieranno radicalmente la nostra società, e abbiamo una città che è stata pensata nel corso degli anni male. Nel senso che venerdì proprio c'è Cecilia Allegra. Sì, ma perché usava quei parametri progettuali che hanno portato a una disgregazione del tessuto sociale anche. Allora vi do una nota, ho ascoltato giorni fa il professor Trabucchi e il professor De Leo che hanno presentato un libro sulla solitudine, e quello che mi ha scioccato è che dicevano: chi ha una vita solitaria, non scelta, ma per condizioni di varia natura, ha 5 anni di aspettativa di vita in meno. E io allora ho fatto una riflessione: ma le nostre città aiutano la vita aggregativa o no? E allora il modello di crescita delle nostre periferie non aiuta la vita aggregativa. Il modello di crescita della nostra città con le aree specializzate, si va tutti a lavorare da una parte, si va tutti a dormire da un'altra, che è la città nata dagli strumenti urbanistici pensata nella fine 800 dagli inglesi. Quel modello di città, quello che chiamavano il zoning, ha dimostrato che alla fine noi stiamo creando degli edifici di per sé salubri, 10 metri di pareti finestrate, 8 metri, tutti i parametri così, però sono edifici che non aiutano le persone a condividere la loro vita. E quindi il paradosso è che la città nata su parametri igienico-sanitari per far vivere sane le persone le fa morire prima. E qua dovremmo fare una riflessione che è molto profonda. È architetto per tutte le città? Tutte le città, ovviamente. D'Italia, del Veneto? Ma Padova addirittura è stata una delle prime città italiane a dotarsi di uno strumento urbanistico, ma ahimè Picinato comunque ragionava secondo queste logiche. Allora è velleitario quello che io sto dicendo, ma sono profondamente convinto. La città andrebbe ripensata prima di tutto rimescolando le funzioni. Perché io non posso passare 1 ora e mezza della mia vita a muovermi nella città, in spazi della città che molte volte sono anche
non proprio così gradevoli e piacevoli, quindi uno spaccato della mia vita lo posso a muovermi in maniera che potrebbe essere evitata. Faccio un esempio sul concreto, io ho lo studio a 1,5 chilometri da casa, io vado a piedi, alla fine della giornata ho fatto 10.000 passi. Sono i famosi 10.000 passi per la salute. 5 chilometri, dai. Beh, dovrebbero per persone cambiare abitudini. Se uno cammina, crea salute, quindi ho meno bisogno di ospedali. Però poi alla fine arrivo a dire l'ospedale. si sta respirando una montagna di PM2.5. Ma perché continuiamo ad avere questa città? No, glielo dico perché dice, mi sono fatti 10.000 passi, ma mi sono respirato come se mi fossi fumato un pacchetto di sigarette, glielo ma chiedo. se io avessi a ridosso del mio quartiere tutte le funzioni, io avrei meno bisogno di correre in macchina. Chiaramente se devo farmi 5 chilometri, se vado a piedi mi ci vuole un'ora, e se vado a farmi 5 chilometri in certe strade, alla fin fine non 5 anni di aspettativa di vita, ma 10 anni in meno devo conquistarmi. Quindi il problema di riorganizzare il sistema funzioni della città prima di tutto e poi progettarla. Questo è il passaggio che gli urbanisti non hanno mai fatto. Bisogna la città progettarla, pensarla, immaginarla. L'ultima esperienza a Padova forte di città pensata, È 76. no, siamo dagli anni 50, è Corso Milano. Corso Milano è stato un pensiero architettonico. È un pensiero anche adesso Corso Milano per Lorenzoni, glielo posso assicurare io. Sì, ma rispetto a quello che hanno fatto allora, che hanno deciso di aprire una via verso ovest, in controtendenza perché Padova si era sempre sviluppato ad est, e hanno riproposto una forma urbana che avesse anche una propria fisionomia. Hanno sbagliato i rapporti, secondo me. Quindi, però c'è stata un'idea che ha portato a una forma, poi basta. Poi ognuno si arrangi e faccia quello che vuole. Allora, adesso io ho una bella idea, che è quella che dobbiamo andare in pubblicità, sapete com'è. 049 49 06 054, volete porre delle domande, avete dei quesiti, delle osservazioni, anche delle lamentele, perché oggi è il venerdì, anche può essere l'ultimo venerdì di gennaio, peggio di così tra non è 17, Brexit, dai. No, ma tra Brexit e coronavirus siamo qui a disposizione. Torniamo dopo la pubblicità e cerchiamo anche un po' di parlare di viabilità, mobilità sostenibile, perché hai voglia di camminare 3 km, ma se ti sta respirando il 2.5, il PM10 particolato, mascherine che comunque non si trovano. A dopo. Sempre. 049 49 06 054, siamo tornati in diretta, stiamo parlando della città di Padova perché abbiamo iniziato questa serie di appuntamenti che poi proseguiranno nel mese di febbraio e di marzo con i vari sindaci, vice sindaci delle amministrazioni delle province del Veneto. Siamo quindi con la città di Padova. Allora Arturo Lorenzoni ha sentito anche cosa ha detto l'architetto Muratori, il problema è ripensare, programmare una mobilità sostenibile, se poi c'è bisogno di una mobilità perché appunto l'architetto dice andiamo tutti a piedi, però non è che tutti possono andare a piedi. No, è un auspicio, è un invito. È un auspicio che tutti possono andare a piedi perché i servizi siano un po' tutti quanti vicini, che ci sia quel buon servizio di vicinato, il negozio che non ti serve per andare magari nel lì, perché ne so anche questo, però c'è anche bisogno di una mobilità intelligente. Allora come ci si muove? Perché in città tutti vogliono arrivare con la macchina, no? Un po' un modello americano quasi sotto. Ma è un modello un po' passato. Se andiamo a vedere le città europee, le città più evolute, a iniziare da Londra ma anche a Milano, io ho graficato il numero di auto per abitante di Milano e di Padova. Fino al 2012 l'andamento è parallelo. Nel 2012 diverge. Padova tiene lo stesso numero di auto per abitante e Milano li riduce in maniera sensibile. È chiaro che un modello che è basato sull'automobile privata non è sostenibile nella misura in cui noi non possiamo assicurare a tutti i cittadini di accedere al centro storico in automobile, non tanto per motivi ambientali, quanto per un motivo proprio di congestione. Allora dobbiamo avere delle regole che facciano sì che chi ha necessità di usare la macchina la possa usare, ma chi può avere uno strumento alternativo possa avere degli spostamenti. Il monopattino oggi. Devo prendere la telefonata, Lorenzoni, poi andiamo avanti, no? Perché anche poi la poveretta, la questione di chi si era preso il monopattino, si era preso all'inizio. Ma ecco, è l'auto come status symbol che sta mancando. Io lo vedo con i miei figli, non hanno quell'attaccamento all'auto che avevo io, negli anni 80. Che era un simbolo di libertà. Certo. Oggi la libertà è altrove. La libertà è altrove, pensiamoci. Pronto, buongiorno, buon venerdì. Ci dica cose belle.
Buongiorno, no, io volevo lanciare una proposta al vice sindaco dal punto di vista della salute e dal punto di vista dei trasporti. Mi spiego, ho letto che a Vicenza, quando c'è il semaforo arancione, il biglietto dell'autobus timbrato la mattina vale fino alle 14 e quello timbrato dopo le 14 vale tutta la sera. È fattibile una cosa simile anche qui da noi a Padova? Biglietto semaforico in un certo senso. Sì, noi l'abbiamo fatto temporaneamente con il semaforo rosso lo scorso anno. È una cosa che Vicenza ha più facilità a fare perché l'azienda dei trasporti è di proprietà dell'amministrazione, cosa che non è vera a Padova, in cui dobbiamo interloquire con un'azienda terza. Però l'idea è intelligente. L'idea è intelligente e io me ne faccio senz'altro promotore perché dobbiamo dare come si diceva, delle alternative che siano economiche, che siano sostenibili dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale, e questo sicuramente è una cosa intelligente. È chiaro che dovremmo fare a pugni con l'azienda dei trasporti che dice benissimo, lo possiamo fare, però allora amministrazione paghi tu la differenza, e questo vuol dire per l'amministrazione impegnare delle risorse importanti, che noi peraltro abbiamo già impegnato. L'abbonato in prova, per esempio, i 3 mesi di abbonamento a 10 euro sono stati una cosa importante. Tutti coloro che non avevano un abbonamento con Bus Italia Veneto hanno e possono tuttora fare un abbonamento per 3 mesi a soli 10 euro. E questo è interessante. Poi ovviamente... Ricordate che tanti privati poi non usino l'auto perché sennò... Sì, ma qui io devo dire che la popolazione più giovane sta pensando alla mobilità come un servizio e non più come la proprietà di un bene. E questa è la trasformazione culturale che io credo è importante. La mobilità è il consentirmi di muovermi da un posto all'altro e non tanto di possedere un veicolo. Questo può dare la possibilità insomma, quelli che tanto protestano per i vari parcheggi, dal parcheggio Pradina siamo tutti vecchiotti che con la vecchia mentalità di andare a fare le compere in centro. Ma sicuramente c'è una differenza generazionale. Poi la comodità dell'auto la riconosco, l'idea di stare anche mezz'ora in coda, ma all'interno della mia automobile, con la mia autoradio, col mio telefono, con la possibilità di sbrigare le cose in assoluta tranquillità, in qualche maniera fa nido, no? Uno si sente... Fa casa. Per cui rispetto a di più anche al Veneto, no, sto sul mio, sa che il Veneto no, le piace sto sul mio, quindi anche questo ancora di più magari, no? Sarebbe interessante dal punto di vista antropologico studiare la cosa. È chiaro che se tutti vogliamo starci nel nostro nido di latta, a prescindere dalle condizioni atmosferiche, col fresco d'estate e col caldo d'inverno, abbiamo un problema serio di congestione e di ambiente. Allora, cambiare si può. Cambiare si può. Si deve? La nostra economia. Tu hai citato 2 esempi di 2 città che hanno cambiato la mobilità. Io te ne cito un terzo, Copenaghen. Con le condizioni climatiche Copenaghen, sotto la spinta di questo Jan Gehl, che ha fatto un lavoro formidabile, il 57% della mobilità è su bicicletta, ma hanno creato piste, ritrovo tangenziali solo per biciclette. Si può. Eppure pensiamo che quando hanno iniziato questo processo 30 anni fa erano tutti contrari, perché sostenevano che le loro condizioni climatiche non permettevano l'uso della bicicletta. Il 57% oggi si muove su 2 ruote. Allora, avete capito, il problema è anche la mobilità, capire che tipo di mobilità dobbiamo fare da qui al prossimo futuro. Per quanto riguarda la città del Santo, accomunata poi da Mestre, abbiamo il metrobus, il tram, chiamatelo come volete, con la sua linea. E adesso vengo anche all'architetto perché lui anche sulla mobilità ci ha pensato parecchio, no? E ci sono queste possibilità, queste chance di fare altre linee di tram per trasportare molte persone che magari dalla periferia, un po' più lontani, devono venire in centro. È ancora un'idea sostenibile e valida per lei? Dobbiamo capire che questa è una fase di cambiamento nella quale si interviene su delle condizioni di pregresso mancante, ma uno non può non avere l'occhio al futuro. Allora si dice, non so se sarà fra 20-30 anni, ma termini in questo ordine di grandezza, che nessuno più avrà l'auto, perché a quel momento si parla... non lo dica di venerdì che poi la gente ha comprato le azioni delle case automobilistiche. Ma no, perché le case automobilistiche saranno loro a fornire i mezzi che si guidano da soli. Per cui io non avrò più bisogno di avere la proprietà dell'auto, ma i ragazzi d'oggi già lo fanno. Non hanno bisogno di avere l'auto, usano i mezzi. Qui non c'è Uber, ma... BlaBlaCar.
sì, voglio dire, questi sistemi li usano già. Io devo spostarmi, trovo il mezzo più opportuno per spostarmi, non il mio mezzo. E oltretutto questo darebbe anche sicurezza, perché chiaramente sarebbero le grandi case automobilistiche a gestire il loro parco auto, che tu le prendi in abbonamento. Come già succede per, mi pare, no, alcune auto, ci sono alcune zone della città dove ci sono le auto a disposizione. Sì, di ma car quella è una cosa un po' sharing, diversa. Ad esempio. Sì, ma proprio Dice, questo, abbandonare quindi, l'auto. se tu oggi imposti a fare i macro parcheggi, queste cose qua, devi già pensare cosa ne farò dopo. Certo. Perché fra 20-30 anni non Ma serviranno quindi più. le sto chiedendo, l'idea di andare a sviluppare, ad esempio nella città del Santo di Padova, una mobilità basata ad esempio su questo tram Metrobus. Ma questo è oggi indispensabile. È indispensabile. Ma lo sappiamo che come altri mezzi ha un termine di Cioè, tempo, come tutto. è un mezzo che le chiedo troppo rigido, No, lo percepisce? Però attenzione, le linee di forza del trasporto devono essere fatte con dei mezzi ad alta capacità, Sì. per cui il tram ha senso anche in un orizzonte secolare. Certo. La prospettiva di cui parlava l'architetto, che è interessantissima, è il fatto che noi restituiamo alla città un sacco di spazio che è quello oggi occupato dalle macchine. Quindi la mobilità come servizio, MaaS è chiamata dai tecnici, Mobility as a Service, è proprio restituire alla città una superficie enorme che può essere destinata allo stare, ai bambini, agli anziani, vivere meglio. al vivere meglio. Certo. Poi mi serve la cosa, con il telefono chiamo il mezzo, mi arriva, mi porta dove mi deve portare. E i parcheggi possono essere fatti fuori dall'ambito urbano, in spazi Ma dove... saranno le aziende che avranno i loro Saranno le parcheggi che aziende, gestiranno questo sistema. certamente. Però è proprio un ripensare la città con degli spazi straordinari. Certo. Cioè l'idea di le vie del centro di Padova senza le automobili parcheggiate, ma diventano veramente stupende. questo E allora è riscatta quel meccanismo di quel convegno che si fece l'anno scorso, dove si diceva, come habitus, ripensate già fin da oggi a risezionare le strade e tutto ciò che scoprirete avanza, oltre le careggiate, possono diventare spazi utili per vivere meglio. Esempio pratico, se io parto da San Carlo e voglio andare in stazione in città a piedi, non ho una panchina dove sedermi, perché sono i stradali, il sistema è tale. Ma se io lo ripenso e creo dei punti sosta a ogni chilometro con 2 alberi e una panchina, anche le persone anziane, ma molto anziana, più anziana di me, può avventurarsi e dire, beh, devo farmi 5 chilometri a piedi, ma ogni tanto posso farmi una tappa. Guardate le belle immagini che stanno mandando dalla regia, no? Il nuovo e il vecchio che si sono mescolati, no? Con il Park Europa, con poi tutte le varie strutture, il giardino d'inverno, quindi una città che comunque ha saputo anche cambiare per certi aspetti, però io sorrido alla proposta dell'architetto, no? Di mettere la panchina, l'albero e dopo si crea, mi dispiace dirlo, ahimè, situazioni anche di degrado. Le panchine anche dal centro storico, in alcune zone, penso anche a Piazzetta Forzatè piuttosto che altre piazzette, sono state rimosse perché venivano usate in maniera impropria. Ma allora è un altro problema. No, mi unisco anche a questo, perché poi sapete che molto spesso succede anche questo, cioè il problema anche del degrado che Ma si questo può è un tema creare. legato proprio all'uso degli spazi. Se uno spazio è in qualche maniera poco usato, allora diventa preda di chi vuole stare in uno spazio dove non è visto. E lì allora ci sono le situazioni di degrado. Se lo spazio è restituito ai cittadini, e io condivido la visione di creare quello che oggi chiede la gente, non è spazi pieni, è spazi vuoti. Ma veramente c'è questa fortissima richiesta di avere degli spazi dove potersi trovare, dove poter stare, dove poter godere dell'ombra di un albero d'estate. Questo ci manca nelle città, perché è veramente la qualità della vita. Io capisco, camminare sotto il sole in una via dove non c'è nulla non è piacevole. O andare in bicicletta sotto il sole senza O andare in un bicicletta, con albero. tutte le No, auto ma che c'è proprio un sfrecciano. esempio creato con 1000 polemiche, ma che per me sta funzionando perlomeno per una metà. Corso Milano. E io che a volte facevo in bicicletta questa strada o abitualmente la facevo a piedi, passavo sempre sotto i portici quando andavo a piedi, ma d'estate al pomeriggio alle 3 sotto i portici c'erano temperature insopportabili perché è il sole che ti è in piena battuta. Con l'allargamento di quel percorso, di quel pertugio che era prima il percorso pedonale, facendolo diventare pista ciclabile, guardate la gente dove cammina, tutti dall'altra parte, perché siamo all'ombra. E quindi cammini con 4-5 gradi di temperatura in meno e quindi cammini con piacere. Cioè, è una piccola cosa, ma se noi cominciamo a prendere questo modello e cominciamo a riproporlo, ci rendiamo conto che la gente cammina più volentieri perché trova delle suggestioni. Esempio,
Quando uno va a Venezia si aspetta di avere i tapirulan per andare in piazza San Marco? No, sa che deve fare 2 km a 8 e poi si muove, alla fine giornata fa 10 km. Se ne lamenta no, perché la città è bella. Allora, creiamo percorsi sicuri, spazi interessanti, affascinanti. Nel centro sì, è più facile, ma anche nelle periferie. La gente camminerà bella dappertutto. Ma sì, perché diventa piacevole camminare. Allora, creare una città bella dappertutto, non è una brutta idea. 049 49 06 054, noi andiamo in pubblicità e poi torniamo e parliamo un po' anche della zona stazione che accomuna un po' tutte le stazioni d'Italia, accomuna tutte le stazioni delle principali città del Veneto. È un problema sempre serio quello del decoro urbano, della sicurezza, zona stazioni. Torniamo dopo. Oh, poi Eccoci qua, siamo tornati in diretta 049 49 06 054 se volete intervenire, porre dei quesiti. Stiamo parlando in questo caso oggi della città di Padova, cosa deve cambiare per migliorare. Siamo venuti al nodo stazione. Il nodo stazioni riguarda un po' tutte le città d'Italia, sono sempre le zone un po' segnalate, degrado, problema sicurezza, dove avvengono molto più spesso poi le situazioni più pericolose, se vogliamo dire così, tra risse, accoltellamenti e cose anche molto recenti, e anche l'indifferenza, abbiamo visto, no, di quella ragazza che è stata malmenata, picchiata, nessuno faceva niente. È un problema serio il nodo stazioni, che non dipende solo dalla volontà dell'amministrazione, ma bisogna mettersi d'accordo con l'ente, il quale poi ti dice tante cose, quindi bisogna decidere che tipo di stazione fare, decidere come gestire per questa stazione da una parte e dall'altra, no? E sottoterra, sopraterra, chi la gestisce, chi la guarda, chi la controlla, una stazione di polizia fissa. La stazione è sempre complicata. Sì, la stazione è un nodo centrale e da pendolare verso Milano per più di 20 anni posso dire di averla frequentata e di aver apprezzato anche il cambiamento in questi 20 anni, perché dobbiamo vedere i fenomeni nella loro evoluzione. E direi che negli ultimi 20 anni la situazione tutto sommato è migliorata. Rimane un punto critico ovviamente e siamo consapevoli che per esempio per lo spaccio la zona vicina alla stazione è una zona di privilegio, perché purtroppo la gente viene da altri posti per comprare in quel nodo dello spaccio che è Padova purtroppo. E non è un primato a cui teniamo assolutamente, no, tutt'altro, però purtroppo è un dato di fatto. Pulire questa situazione lo si può fare con fatica nella misura in cui servono grandi investimenti privati che possano portare delle attività. Per esempio l'investimento fatto da Banca Etica proprio di fronte alla stazione è stato un investimento importante perché ha portato un nucleo di presenza di qualità, possiamo dirlo, perché insomma in una realtà che però vanno aiutate anche, perché poi penso, no, a quella compagnia che vende questi hamburger che prima aveva messo delle panchine, dei posti seduti e poi li ha dovuti togliere perché costantemente c'era confusione, problemi, cioè bisogna anche aiutarli però queste attività. No, assolutamente, noi abbiamo facilitato chi apre le attività e lo sosteniamo in ogni modo. Questa settimana tra l'altro abbiamo fatto proprio 2 varianti in Corso del Popolo per facilitare l'ingresso di attività commerciali nuove e di qualità, con il supporto peraltro delle associazioni di categoria che ci danno una mano in questo processo. Chiaro che non sono situazioni che vanno risolte così di colpo. L'auspicio è veramente che progressivamente si riesca a creare un ambiente sempre più accogliente e sempre più frequentato dalle persone che, diciamo così, vivono con serenità la città. La presenza degli studenti, per esempio, in molte delle ore della giornata fa sì che sia un ambiente assolutamente non pericoloso. Io devo dire, mi sentivo molto più minacciato nella stazione centrale di Milano che non nella stazione di Padova quando quotidianamente la stazione è la stazione, inutile dirlo, purtroppo è il famoso porto di mare. Si può fare tante cose e mi fa piacere che abbia citato anche gli studenti, perché poi Padova è una città molto viva, alla fine tra residenti e studenti arriviamo a quasi 300.000 unità, che non è poco, insomma, se mettiamo insieme un po' tutti i numeri. Padova ha questa caratteristica particolare che ha 210.000 abitanti, ma la cintura sono 480.000 abitanti, per cui noi dobbiamo dare servizi a 480.000 persone, che sono quelle che quotidianamente vivono la città,
però facendo riferimento ad un nucleo di 210.000 abitanti, quindi Sì. prendendo per esempio banalmente le tasse da 210.000 persone. E questo non è semplice, No, perché abbiamo no, dei no, comuni no. vicini che invece hanno 20-30.000 abitanti, ma danno servizi per molti Quindi di lei meno. dice noi dobbiamo far pagare le tasse a quelli che risultano lì e poi dopo però ne usufruisce Le scuole, il i trasporti, le strade, il è tutto su doppio. un... Due spunti, uno polemico e uno propositivo. Quello polemico è Vada che col polemico, che dopo degli andiamo con anni la 90 ciliegina. Padova purtroppo ha fatto una politica di Sì. come dire, spostamento dei residenti Nella nei piani periferia, PEP, nell'estrema certo, periferia nei case comuni. popolari, certo. Quindi quando li ha spostati ha creato problemi a quelli che si sono trovati abitanti a arrivare che non erano stanziali e in più ha creato flussi di pendolarismo. Quindi, voglio dire, abbiamo impiegato 30 anni a creare questo pasticcio, spero che non se ne impieghino altri 30 a 30 anni. rimediarlo. E poi un'attenzione che dovremmo dare, perché Padova non è isolata, Padova fa parte del sistema metropolitano, ha tutti i parametri per essere considerata città metropolitana. Questo porterebbe risorse. Assolutamente, abbiamo Io fatto devo delle prendere la simulazioni. telefonata, allora Prego. proprio torniamo sul concetto di Padova città metropolitana, anche di Padova città turistica, perché è entrata dentro le prime 10 città più viste in Italia e poi si presenta con appunto Urbs Picta piuttosto che come capitale europea del volontariato, insomma tante cose, ma insomma avete capito, se sempre 212.000 pagano le tasse, è dura. Pronto, buongiorno, niente lamentele, scherzo. Buongiorno, io mi chiamo Marisa. Buongiorno Marisa. Ecco, allora io ero padovana 50 anni fa, adesso sono sotto Venezia, dopo il matrimonio, insomma. E allora volevo dire che dopo tanto tempo ho potuto venire a Padova una settimana consecutiva. Le mie figlie mi dicevano, ma mamma vai a Padova, alla stazione, stai attenta perché io ho 78 anni. Stai attenta, ci sono tutti questi, tutti quei medici, non perché loro poverini si sprecano quelli di colore, ma perché aveva paura per me. Allora io ho detto, ragazzi, state attenti, io vado e poi vediamo come posso fare. Insomma, io ho preso il treno a Mira, perché c'è il treno e io non posso disturbare i miei figli perché mi accompagnino all'ospedale a trovare mio fratello che sta molto male allo yoga. Prendo il treno, scendo dal treno, attraverso la stazione che è così fruibile, così tranquilla, e così per bene, pulita. E non prima che quando erano 5 anni fa, 6 anni fa che io andavo, c'erano una confusione, il sindaco era sempre con le battute in giro, faceva il terrore, veramente il terrore faceva. Adesso io mi sono trovata 6 giorni bene. Bene. Non La posso promuove? dire altro. Ho visto, per fatalità ho visto il vice sindaco, che anche il sindaco che vedevo sempre, io non sono di parte perché abito a Mira, e insomma ci sono stato i 5 Stelle. Come? Li promuove? Signora Marisa, allora, bocciati o promossi? Ma certo, allora mi fido e mi stanno fido. tranquille. Io Signora torno con le Marisa. treno alle 6, che è buio, e vengo a casa tranquillamente, prendo il mio treno. È tranquilla. Quindi non dice... trovo il binario giusto, chiedo, tutti mi indicano e sono a posto. Bene. Basta andare via tranquilli senza tanta confusione. Insomma, diciamo, signora Marisa, adesso le piacerebbe ritornare a vivere a Padova, dai. Ma no, ormai ho le figlie qua e io ho un'età 78 anni. Vabbè, non si sa mai, lei ha vita, i suoi figli fanno la propria vita, lei farà la sua, insomma, no? Sì, Allora, signora Marisa, io la ringrazio davvero molto perché, insomma, ha fatto anche tirare un po' sul spirito di sollievo perché le telefonate sono in diretta, noi non le scegliamo, quello che arriva arriva. 049 49 06 054. Allora, stava dicendo, sindaco, prima della telefonata, se Città non mi sbaglio, della metropolitana. città metropolitana, che si presta bene col fatto di questa signora che ha chiamato, io vengo da Mira, cioè la connessione, è una città... Intanto voglio ringraziare la signora Marisa perché ha visto il lato bello di Padova. Ha visto Tanto che mi ha fatto anche un buon fortissima. viso Sempre per benvenuta signora Marisa, venga in municipio, le offriamo il perché tè. ha detto, io mi insegno tutto, che col vecchio sindaco erano sempre in pattuglia. Forse è un ricordo è un ricordo. Comunque ecco, se viene in municipio le offriamo il tè volentieri. No, torno però sul tema della Comepa, no? La Comunità Metropolitana di Padova, che è questo aggregato dei comuni con cui cerchiamo di coordinarci e di prendere le scelte insieme.
E noi abbiamo fatto una simulazione, se fossimo un unico ente avremmo molte più trasferimenti di risorse dal governo centrale, quasi il doppio. Questo ovviamente andrebbe a vantaggio di tutto il territorio. Quindi lei dice creare per l'immaginario collettivo, insomma una sorta di contea come è negli Stati Uniti. Cioè... No, una sorta di comune come a Verona. Verona all'inizio del Novecento fece la scelta di tenere un unico comune tutta l'area urbana e quindi è un comune che ha una superficie molto più grande del comune di Padova, pur avendo una popolazione inferiore come area metropolitana, però è un comune unico e quindi ha la possibilità di operare come un singolo ente dal punto di vista amministrativo. Per Padova, si facesse così, riusciremmo praticamente... E dov'è il problema? No, il problema è che il sindaco di Ponte San Nicolò sarebbe il presidente del quartiere di Ponte San Nicolò e quindi sarebbero le municipalità come a Roma, come hanno le città metropolitane. E quindi c'è una diversa organizzazione amministrativa. Quindi il problema campanilistico di sedia, di elezioni, di votazioni. Assolutamente, però come modello organizzativo è sicuramente un'evoluzione interessante. Cioè, io credo che ci si debba pensare seriamente e che il lavoro che abbiamo impostato debba continuare perché i vantaggi per i cittadini sono concreti. Simone l'ha detto prima correttamente, 210.000 persone pagano i servizi per 450.000 persone. Che non è perché facilissimo. Poi dalla periferia, estrema periferia, cercano i servizi in città. Chiaro. 049 49 06 054, senta Lorenzo Repolo e vengo anche all'architetto Muratori, l'università negli anni è più un beneficio o un peso? È una provocazione questa? Non me lo deve chiedere così. È una delle risorse più grandi che abbiamo nel territorio, non dico di Padova, ma del Veneto. Cioè, è una risorsa straordinaria storicamente, e la ricchezza del nostro tessuto culturale, ma anche del nostro tessuto economico sì. Nasce proprio dall'università. E devo dire che... Quindi voi ci dialogate bene? Beh, io in maniera particolare, nel senso che... Lui ha doppio ruolo. Ma no, è sicuramente un dialogo che ha delle sinergie molto molto forti, sia con la componente, diciamo così, della struttura, ma anche con gli studenti. Gli studenti sono una ricchezza, gli stimoli che ci danno in termini di idee, in termini di proposte, sono sempre stimoli pensati e stimoli che vengono da persone che hanno uno sguardo attento, uno sguardo intelligente sulla città. E poi sono questi giovani che non gliene frega niente del possesso. Gli interessa avere lo smartphone, ma non gli interessa avere la smart car. È un modo di vivere, è un modo di vivere diverso. Allora io devo andare in pubblicità perché bisogna che ci andiamo in pubblicità e le dico comunque, mi comunica il gentile collega dalla regia che ha chiamato un'altra signora che ha detto che è d'accordo con la signora Marise di dirlo al vice sindaco Lorenzoni. 2-0. Allora dopo torniamo perché l'università è questa grande risorsa e poi ricordiamo a Padova c'è stata la prima donna laureata nella storia e Padova comunque è un ateneo molto appetibile nel mondo, infatti si trova all'interno di classifiche nei top 20, top 100, insomma è ben piazzata e vincente. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054, siamo qui, stiamo parlando della città, abbiamo parlato del valore, della valenza dell'università per quanto riguarda Padova che apporta quindi studenti, ricerca però ci fa anche spendere qualche soldino perché se le tasse le paga sempre i soliti, giusto? Vabbè, ma quelli sono i soldi per i servizi, no? Allora, è chiaro che questa diventa una cosa importante il fatto di avere un'università comporta che l'università ristrutturi, investa, crei nuovi edifici, nuovi poli scolastici, ne vediamo alcuni che sono nati appunto nella zona Fiera, ecco. È pensata, cioè è strategica, è pensata bene? Io qui qualche riserva ce l'ho. Ecco, lo sapevo. Ma esemplifico, se uno va a Heidelberg, che è una cittadina più piccola di Padova, a 150.000 abitanti, tu percepisci che quella è una città universitaria, perché c'è un'interazione tra gli studenti che vivono i luoghi della città e la città che è sensibile, palpabile. Se tu vieni a Padova, questa percezione non è così chiara. Ci sono forse, come dire, nel passato è stato pensato a polarizzare tutto in un'area.
e questo un po' penalizza, perché in realtà se non una risorsa agli studenti, se noi cominciamo a pensare a un sistema città che interagisce con gli studenti, trovo che questo potrebbe essere una qualità in più. Lo comincia a fare, bisogna dirlo, con l'esperienza, ahimè, per me disgraziata, perché non siamo arrivati primi, ero tra i concorrenti, se non abbiamo vinto. Infatti il mio progetto era migliore perché pensavo più a un sistema città, questo invece è più pensato come campus chiuso. Vabbè, ma questo spero che un giorno facciano vedere la mostra, quindi capiremo qual era il nostro modello rispetto al loro. Ma è positivo comunque, cioè dobbiamo incominciare a far sì che gli studenti vivano la città e non vengano ghettizzati in un'area, come lo furono negli anni passati e che adesso piano piano si tenta di... E frammentati tra Guizza, Arcella, altre zone, perché magari non riuscivano a trattenere... Però qui abbiamo degli esempi belli, l'aula studio a San Carlo, che è stata fatta, è stato un bellissimo successo, perché è uno spazio che è stato proprio... Se dovessi essere quello che decide, io penserei proprio all'Arcella per fare un piccolo polo universitario. Sì. Con la piscina, con tutto quello che ci va dietro. Che però sia aperto e che quindi diventi il centro culturale dell'Arcella, il nuovo centro culturale, una facoltà, 2 facoltà, ma perché no? Però non possiamo neanche frammentare troppo, nel senso che già abbiamo... Ma non c'è il tram che unisce? E non tradisce? No, certamente sì, ma l'università si sta sviluppando in un polo scientifico su via Venezia al Portello. Il Portello è un quartiere universitario storico e fortemente integrato. L'umanista adesso si è messo dalla parte ovest, ma se c'è qualche nuova opportunità, pensateci. Allora, ci dobbiamo pensare. Cosa dobbiamo pensare? Allora, abbiamo un po' toccato tanti ambiti della città, l'ambito interessante è anche l'offerta turistica. Come dicevo prima, la pubblicità siamo entrati nella top 10, cioè tanto quanto Milano, tanto quanto Venezia, tanto quanto altre. Le percentuali di crescita sono maggiori rispetto a tutte le altre città. Noi abbiamo circa 3 milioni di turisti religiosi che potremmo veicolare in un altro modo, anche per esempio, cioè noi abbiamo molte, e poi con la scusa che tra l'acqua alta di Venezia eccetera, molte persone pernottano per sicurezza di più, c'è proprio questo fenomeno, in terra, insomma, non sommergibile al momento. Beh, l'idea che uno stia a Padova perché ha paura dell'acqua alta, è diciamo così che... Non ci avevi pensato. No, allora, voi dovete capire che dopo il fenomeno dell'acqua alta, dell'acqua granda, c'è stato anche questo fenomeno di spacchettamenti turistici tra Padova, le terme e Mestre. Questa cosa è successa. Sì, credo che il merito della crescita turistica non sia dell'acqua alta, certo ma sia che no, ma io le sto di dicendo, l'offerta turistica è questa di 3 milioni di pellegrini che arrivano a fare il tour tra Sant'Antonio, cosa c'è? Sant'Antonio, quello è il limite. Fra Leopoldo e Santa Giustina, questo è un grosso limite e sono un bacino, come dire, voglio dire, uso questa parola che è un po' anche uno simbolo con i pellegrini, però vergine di possibili fruitori della nostra città, perché se sono tutti quanti lì in quell'angolo non si rendono conto quanto possa essere bella la città. Però devo dire che sta crescendo molto anche un turismo diverso. Il turismo mordi e fuggi del pellegrino che arriva è un po' per esempio, c'è Padre Leopoldo, il Santo, sono già 2 poli che solitamente vengono visitati insieme, ma si è molto allargato, la Specola è diventato un punto di attrattiva, è diventato un punto di attrattiva sicuramente anche il Bo, che si è aperto alle visite turistiche e che secondo me è il posto più bello della città, voglio dire, il Palazzo del Bo. Però lei è col Bo perché, forse sì, perché ce l'ha però vissuto, per me, per insomma. esempio, il rettorato di Gio Ponti è una cosa del Novecento, è una delle cose più belle al mondo del design, perché Milano vende il design del Novecento, Gio Ponti, il Pirellone, tutte cose belle. Ma la cosa più bella che ha fatto Gio Ponti, secondo me, è il nostro rettorato, lo scalone... Parliamo del Liviano anche. Parliamo anche del Liviano. Però si sta allargando l'offerta. Su al Liviano c'è il Museo di Storia Antica che è su progetto di Gio Ponti, visitato da anche 1000 Però persone. lei mi ritira in ballo, per esempio, la questione anche dell'università, e per quello che prima le chiedevo il dialogo con l'università. L'università ha a disposizione una serie importante di musei che però sostanzialmente non sono fruibili. Quello è un grosso problema.
è un grosso problema, perché c'è, non so, il museo di paleontologia e mineralogia, il museo di scienze naturali, dove di zoologia, dove trovi gli animali impagliati frutto della donazione nel corso dei secoli, e sono tutti chiusi, non fruibili. Manca una rete. Beh, però perché sta lavorando io devo andare a l'università. Trento per vedere qualcosa che posso vedere nella mia città. No, venga a Padova che No, è glielo molto chiedo, però meglio. non si può. Non si Sì, può. sta lavorando. Palazzo Cavalli è un altro investimento importante che fa l'università per creare un museo nuovo, ma penso anche Ma poi all'Orto sarà Botanico. Aperto? Assolutamente sì. Glielo chiedo, No, perché... sarà aperto sì, ma c'è proprio il sistema museale d'Ateneo che è una realtà su cui l'Ateneo sta investendo moltissimo. Però ecco, l'Orto Botanico, un altro investimento che direi l'investimento più importante fatto negli ultimi 20 anni in città. E dando dei frutti incredibili, sì, perché da 38.000 visitatori sono passati a 150.000, no, mi risulta. quasi 300.000 credo nel 2019, cioè sta diventando un polo di attrattiva importantissimo ed è oggettivamente una cosa molto bella della città. Ma io credo che, insomma, sviluppando queste realtà e mettendole in rete, il turista se ne accorga. Per esempio, però mettiamole in numeri... rete gestibili con un unico numero, perché se io devo prenotare varie cose, come è capitato... Questo è verissimo. Il problema è che ci sono 50.000 associazioni e non me ne voglia qualcuno di Treviso che mi permette di prenotare qualcosa che posso vedere a Padova. Non va bene? Questo è un altro tema. Ecco. Allora, questo è un altro tema. Io sto quasi per chiudere, però io quando viaggio, quando visito le città, c'è una cosa che adoro fare, vedere le città dall'alto. Allora, caro architetto, noi ce l'abbiamo una torre a disposizione che potrebbe essere utilizzata per poter vedere la città dall'alto, che piace sì. a tutti fare, Allora, e non è la Spezzola. C'è il campanile di Santa Giustina, Chiudiamo con qualcosa di interessante. che lì con investimenti non straordinari permetterebbe al visitatore di salire a 64 metri Guardate che d'altezza. roba. E hai una vista sul sistema. Quella no, ma quella... No, quella è la Spezzola. No, quello era il il campanile di Santa Giustina. No. Sì, dietro l'ospedale. Dietro, Un flash veloce, sono perfettamente d'accordo sul turismo, però potremmo tentare di fermare un po' di più i turisti religiosi solo se creiamo altri luoghi di devozione. Santa Giustina, è inutile dirlo, è un tempio straordinario, anche da un punto di vista architettonico, per me una delle chiese più belle al mondo. Moroni ha creato uno spazio che ha dei rapporti talmente tanto ben calcolati che pur essendo immensa la settima chiesa o nona, non so, dentro però tu non vieni sgomentato dallo spazio perché è architettura di altissimo livello e c'è dentro il nostro evangelista San Luca, c'è il corpo di San Luca certificato. L'evangelizzatore Prosdocimo, la prima protomartire Giustina. Non ultimo c'è Lucrezia Cornaro Episcopia, è lì sepolta, nella cappella di San Luca. Allora, e poi, adesso ve lo metto come finalino, c'è il primo presepe della storia, 1191. Ecco, allora avete capito, ci sono delle... Allora, abbiamo un po' analizzato la città del Santo, abbiamo chiuso anche in bellezza ricordandovi dei posti che magari voi non siete di Padova, volete vedere, visitare, e ci sono tante cose da poter usufruire nella città del Santo. Intanto io ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato, chi ci ha chiamato, tutte queste signore molto felici, no? ci faccio la riflessione, anche perché non erano di Padova. Allora, io ringrazio davvero molto Arturo Lorenzo, il vice sindaco di Padova, per essere stato con noi. Grazie a lei. E io ringrazio molto Giulio Muratori, Habitus Progetto Città, architetto, per essere stato con noi. Grazie a voi tutti. Ore 13 torna domani, il prossimo appuntamento sarà con o il sindaco di Verona o il sindaco di Rovigo. Vediamo.